Si è alzato il sipario sulla 76esima mostra del cinema al Lido di Venezia ed è un avvio scintillante con le due star francesi protagoniste del primo film della regista giapponese Hirokazu. Catherine Deneuve e Juliette Binoche, elegantissime, incantano il pubblico. Prima di loro, sul tappeto rosso, è un susseguirsi di attori, attrici, registi, modelle italiani e internazionali che catturano l'obiettivo dei fotografi come Emir Kusturica o Tony Servillo e ancora Giulio Base e la moglie Stefania Rocca. Elegantissime poi Sandra Milo e Valeria Golino, la sempre affascinante Stefania Rocca. Stai aspettando? Ma Brad Pitt sicuramente. E basta. Poi sì. È l'unico che ti interessa? Sì, diciamo di sì. Brad Pitt è uno tra i tanti, perché ho saputo che dovrebbe venire anche Johnny Depp. Beh, un selfie sarebbe il sogno. Cioè, vederli sarebbe già una grande cosa. Poi comunque è la prima volta al Festival di Venezia, quindi sì, è un piccolo sogno. Spero che possa essere un'esperienza insomma memorabile, adesso vedremo se con tutta la folla si riuscirà effettivamente ad ottenere un selfie, un autografo. In attesa dunque di rubare un autografo, una foto e perché no un selfie, ma c'è anche chi arriva da lontano qui al Lido solo per assaporare l'atmosfera della mostra. Molto bella l'atmosfera, non me l'aspettavo così calda. Siamo soltanto qua a vedere un po' la situazione. È la prima volta al festival? La prima volta al festival, sì. Bello, l'anno scorso sono venuto tanto un giorno, quest'anno riesco a fare 5 giorni, 5 film, mi piace.